Blindato in casa nella villetta a Favero Veneto, Renato Chisso il giorno dopo il patteggiamento e gli arresti domiciliari vorrebbe l'oblio mentre la moglie lo protegge da sguardi indiscreti. Lungo la via dove abita l'ex assessore regionale infrastrutture nessuno vuole parlare alle telecamere, di sfuggita raccontano che teneva una vita normale, nessun eccesso, niente che facesse pensare a quanto accaduto. In paese si mormora, chiacchiere da bar dove si attacca e si accusa, chi dice che qualcuno in paese ha raccolto fondi per aiutare la famiglia e chi punta il dito su quelli che erano amici di Renato Chisso quando le cose andavano bene, che magari mangiavano assieme nella trattoria del centro in una saletta riservata, chiacchiere di paese, mentre gli amici dell'ex assessore regionale alle infrastrutture preferiscono non parlare. 2 anni e 6 mesi ha patteggiato Chisso con la procura e 1 milione di euro confiscati pur di tornare a casa dopo quasi 4 mesi di carcere a Pisa e più richieste di arresti domiciliari per motivi di salute sempre peraltro non concesse. La decisione di scendere a patti con la procura specifica il suo legale, l'avvocato Antonio Forza, è legata esclusivamente a problemi di salute, come a dire che Chisso non ha ammesso colpe. In paese però si mormora e si continua a chiacchierare su quanto accaduto e per chi accetta di parlare al microfono resta la rabbia proprio per il suo aver patteggiato. Si dovrebbe fare una roba un po' più giusta nei riguardi anche del popolo che ha dato molta fiducia a queste persone e alla fine si è visto come è andato a finire. Non è giusto che se una persona che ha sbagliato deve pagare nel modo giusto, diciamo, non essere così, cioè patteggiare in questa maniera qua non è corretto nei confronti degli altri, cioè se hai rubato devi pagare, punto. Se succedeva a me non andava a finire così.